Buonasera Trigiano, scusate l'orario, un po' così, è presto, però purtroppo è il nostro ultimo comizio e questa è la fascia comiziale che ci spetta e noi siamo felicissimi di essere qui con voi, purtroppo per l'ultima volta, o meglio per l'ultima volta qui sul palco, perché in realtà siamo sempre stati in mezzo a voi con i gazebo, siamo sempre pronti ad ascoltarvi, all'occasione anche con la nostra strumentazione fornita da Ron, e siamo qui per l'ultimo. Siamo tristi perché ci mancherà quest'ansia positiva della campagna elettorale, ci mancherà questo intenso lavoro sul territorio a contatto con voi, ma in realtà cosa cambierà dopo le votazioni per noi? Assolutamente niente, perché tutto questo lo facciamo già. Siamo sempre a vostra disposizione per qualsiasi tipo di problema, segnalazione, e continueremo comunque a vigilare. Questa è la prima promessa che vi potremo fare. Comunque vada, il Movimento 5 Stelle ci sarà sempre sul territorio. Ultimo giorno di campagna elettorale e purtroppo, ragazzi, ne vediamo delle belle. Ho visto che tra stasera e domani ci saranno gli ultimi comizi, sono già pubblicizzati sui social network, su Facebook, comizio finale, ma in realtà c'è stato mai un comizio iniziale? Cioè quello è il primo e unico comizio che faranno, è quello di domani sera, giusto per giustificare il fatto che devono anche dar conto alla gente che vuole sentire qualcosa di concreto, vuole sentire i programmi, e invece cosa fanno? 8 spazi comiziali, non ne hanno utilizzato nessuno, ne basta soltanto uno, quello di presenza, il minimo indispensabile per prendere la sufficienza. Però la loro campagna elettorale si è svolta all'interno dei comitati elettorali e si svolge quotidianamente a casa della gente, a domicilio. Si svolge con offerte assurde, abbiamo raccolto segnalazioni assurde, blocchetti di buoni benzina, 50 euro, i soliti rappresentanti di lista, le bollette della luce dell'Enel. L'ultima che è arrivata oggi è quella delle schede telefoniche da 30 euro. Vi regalano anche la scheda telefonica, ma vi sembra normale? Valete 30 euro tutti quanti come state seduti là, 30 euro. Questo è il loro modo di fare campagna elettorale, promettendo qualcosa in cambio, perché effettivamente servizi non sono mai stato in grado di darveli in 30 anni, mai vi hanno dato servizi, perché dovrebbero farlo questa volta? E questo da una coalizione. Per quanto riguarda l'altra coalizione, insomma, ieri c'è stato un grande evento dove si mangiava e si beveva, che era uno spettacolo, ci sono divertiti tantissimo, hanno bevuto di tutto, stamattina c'erano i bicchieri ancora per strada, ieri passando macchine parcheggiate in divieto di sosta ovunque, su una strada già pericolosissima che è quella di Via Noicattaro, prolungamento di Via Cesare Battisti, ma tanto chi se ne frega, si mangia e si beve, alla sicurezza degli automobilisti chi cavolo ci pensa? Nessuno! Basta che si mangia e si beve. Si sono bevuti anche la benzina che stava nei serbatoi delle macchine, se la sono bevuta tutta. Ma chiaramente l'evento era organizzato per la presentazione di un'automobile, assolutamente, ed è assolutamente un caso che sia lo stesso fratello della concessionaria, ed è un caso che il logo della concessionaria per tutta la campagna elettorale sia cambiato dal logotipo Donatelli al Donatelli sindaco. Sono coincidenze e noi siamo tutti dei matti visionari, così come è una coincidenza, un'allucinazione le loro facce viste in giro a Trigiano, l'abuso di cartellonistica, l'abuso di manifesti, i volantini per terra, i santini, tutto questo. Ma io mi chiedo, se avessero destinato questi soldi alla gente che ne ha bisogno, anziché spendere 50.000 euro in campagna elettorale, non sarebbe stato meglio? La dignità dov'è? Ci vuole anche un briciolo di decoro, di eleganza. Invece no, campagna elettorale in brainstorming, perché dovevano comprarvi in tutte le maniere, anche con messaggi subliminali.
Pazzesco, è pazzesco quello che vediamo a Trigiano ogni 5 anni. Eppure, che cosa cambia? Non è cambiato assolutamente niente. Nel 2011, se potete guardare benissimo sul sito del comune, i programmi elettorali erano sempre quelli e ci sono ancora. C'è sempre la ristrutturazione del palazzetto, il mercato del pesce, chiaramente le buche stradali, mettiamocele in mezzo, il palazzetto dello sport, sono sempre quelle. Cosa è stato fatto? Niente. E allora, dopo 30 anni, io 2 domande me le faccio e dico: ma se queste persone governano da 30 anni e ogni volta si presentano parlando al futuro, faremo, vedremo, diremo, costruiremo, sistemeremo, ma non è che ci stanno prendendo per il culo? Dico, per sbaglio. Perché uno che governa da 30 anni dovrebbe parlare al passato: ho fatto, ho sistemato, ho costruito. Invece nulla, non siamo in grado di sistemare neanche il servizio di raccolta rifiuti, non siamo in grado di sistemare neanche le buche stradali, non siamo in grado di sistemare la viabilità per i disabili, non abbiamo ancora gli avvisatori acustici per far attraversare i non vedenti, scusate. Siamo indietro, Trigiano è rimasta negli anni 70, eppure la cupola che ci governa da 30 anni è sempre lì e lo fanno in bella vista. Lo sappiamo i problemi che ha avuto il Partito Democratico, sappiamo i problemi del candidato sindaco della coalizione Schiraldi, sappiamo del rinvio a giudizio, sappiamo anche che un consigliere regionale, segretario del PD, è venuto a sostenere la candidatura, nonostante la Puglia sia parte civile in un processo sulla sanità. Qualcuno non è d'accordo, questi sono i fatti però. Sappiamo anche il vicepresidente della Regione Puglia è venuto a sostenere il nostro candidato. Chiaramente purtroppo la verità fa male, non ci possiamo fare niente. Allora, oltre al vicepresidente che è venuto, non poteva mancare anche il direttore generale del Policlinico a dare il suo endorsement alla candidatura. E questo è il mondo in cui viviamo, un mondo dove in un processo dove è coinvolta la sanità arriva il direttore generale di una struttura sanitaria a sostenere un imputato, è un consigliere regionale di un partito insieme al vicepresidente della Regione Puglia sostengono il candidato che è in causa con la Regione Puglia. Questo è il paese in cui viviamo, purtroppo. Ma fortunatamente non ci sono soltanto cose negative che ricordiamo sempre con piacere, ci sono anche delle cose positive e siamo qui per presentarvi delle proposte concrete. Oggi vi presenterò 3 candidati, 2 candidate e un candidato che finalmente potranno prendere parola e illustrarvi alcuni punti del nostro programma. Chi parla? Miriam per prima? Chi? Francesca? Insomma, statele ad ascoltare perché le nostre proposte sono piccole proposte di buonsenso, realizzabili, che vogliamo fare fin da subito. Tutte e 2. Vi presento Francesca De Marinis. Vai. Allora, Francesca De Marinis, buonasera a tutti. Io vi parlerò molto velocemente del nostro programma economico per Trigiano, quindi lavoro, commercio, agricoltura e impresa. Le domande, i punti che mi sono segnate sono ovviamente molto restrittivi rispetto al programma generale che potete ovviamente visionare sul sito www.trigiano5stelle.it. Allora, primissima idea è quella di individuare 1 o più spazi comunali che sono inutilizzati. No, più che inutilizzati, sono praticamente all'abbandono totale. Esatto, per ospitare delle start-up innovative, quindi seguirle nel loro processo di avvio e di sviluppo. Quindi supporto concreto alle giovani idee e all'innovazione. Anche perché ne abbiamo tanti di giovani imprenditori, giovani ingegneri a Trigiano, ce ne sono tanti di bei progetti, solo che fanno
gli ingegneri di Trigiano, le menti di Trigiano cosa fanno? Prendono armi e bagagli e se ne vanno all'estero, perché qui non c'è possibilità. A Trigiano, in Puglia, non c'è possibilità. Ho un mio amico, un mio compagno di scuola, un bravissimo ragazzo, adesso è un neurochirurgo. E dove lavora? A Londra. Perché? Perché al Policlinico non avevano il macchinario che gli serviva per fare le diagnosi. Scusami la divagazione, Francesca. Tranquillo. Allora, la seconda idea è quella di istituire un mercato delle produzioni locali, sia a livello artigianale sia a livello alimentare, quindi puntare sulla filiera corta. Che cosa significa? Produttore, consumatore, quindi filiera diretta, totalmente slegata dalle logiche delle grandi distribuzioni. Ok, questo significa anche in termini di costi un abbattimento totale, nel senso che se io abbatto i costi tra produttore e consumatore, quindi risparmio sul trasporto delle merci e sull'imballaggio, ovviamente poi riesco a ridurre anche i costi, i prezzi per i clienti. Assolutamente. Allora, un'altra proposta molto importante che metteremo in atto è quella di una garanzia comunale per i mutui e per i finanziamenti ai cittadini trigianesi, quindi una sorta di microcredito comunale. Certo, chiaramente sia per le abitazioni, quindi per le giovani coppie in difficoltà con il mutuo, sia per le aziende, per le imprese, visto che il microcredito, che è un'iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle, anche se funziona con il fondo di garanzia, alla rinuncia dello stipendio dei nostri parlamentari, visto che qualcuno ci ha anche marciato sopra, esatto, dicendo che non è il microcredito 5 Stelle, è un fondo statale, ma i soldi ce lo mettono i nostri parlamentari. Esatto. Allora, altra cosa importantissima, la carta del cittadino. Come funziona la carta del cittadino? È come se fosse una specie di moneta complementare che mi serve a raccogliere dei punti, ad esempio utilizzando gli ecocompattatori, quindi portando direttamente il rifiuto in queste macchinette, quindi bottigliette di plastica, di vetro e quant'altro, e ricevere dei punti in cambio, punti che poi vado a spendere nelle varie attività locali di Trigiano che vorranno ovviamente aderire. Quindi doppio aiuto sia per quanto riguarda l'ambiente e quindi non solo il risparmio sui rifiuti, ovviamente creare un circuito locale per le attività, insomma, i centri commerciali, uno stop deciso alle nuove costruzioni eventuali di centri commerciali. Perché? Perché sono proprio i centri commerciali che infastidiscono la crescita economica di un paese, quindi attività locali non solo, sono responsabili anche dell'impoverimento del tessuto sociale di un paese, perché il negozietto locale è anche un punto di incontro, è un punto di socializzazione e quindi tutto il tessuto sociale di un paese va ad impoverirsi. Io vorrei dire soltanto un paio di cose che noi qua a Trigiano ci lamentiamo tutti. Io non ho sentito un trigianese che non si lamenta del modo in cui è il paese, per cui io capisco che in campagna elettorale ci sono amici, cugini, parenti, datori di lavoro, candidati e tutto il resto, però io vi ricordo che per risolvere i problemi di un paese ci vuole una visione totalmente diversa da quella che abbiamo avuto finora. Ci vogliono idee nuove, chiare, concrete, fattibili e soprattutto anche piccole, però che possono risolvere grandi problemi. Per cui vi dico soltanto, domenica 5, quando entrerete in quella cabina elettorale, sarete soltanto voi e la vostra matita e nessun altro, quindi mettetevi una mano sulla coscienza e poi votate. Grazie. Grande Francesca, giustamente il lavoro. Mi ha fatto sorridere Francesca, perché noi parliamo di lavoro per tutta Trigiano, parliamo di dare lavoro, di far rivivere il centro storico dove le attività sono chiuse ormai da 10 anni, 20 anni, dove anche le chianche vengono asfaltate, asfaltando via più che altro la nostra memoria, non abbiamo neanche più la pavimentazione originale. Non soltanto il lavoro, parlando di lavoro, attenzione a quello che viene promesso. Parlavo all'ora di pranzo con un signore
un altro ennesimo signore che diceva no, ma io devo votare a quello perché quello a me mi deve sistemare mio figlio, eccetera eccetera. Ragazzi, ma siete davvero convinti che ci siano tutte queste opportunità di lavoro e tutte sotto la campagna elettorale? A quanta gente sono stati promessi posti e magari ve lo daranno contratto co a 3 mesi, contratto cooperativa a 3 mesi, dopodiché è finita. Se ci fosse tutto questo lavoro non ci sarebbe neanche la disoccupazione a Trigiano. Svegliatevi. Perché dovrebbero sistemare i vostri figli? E perché dovrebbero darvi lavoro soltanto per un voto? Voi non li vedrete più. Ora do la parola a Miriam che ci parlerà di scuola e sociale e poi alla fine vi saluto. Buonasera a tutti, ringrazio comunque la cittadinanza che ci sta corso citando una frase di Nelson Mandela che ci dice che l'istruzione è l'arma più potente di cui disponiamo per cambiare la società. Nel nostro programma, difatti, abbiamo voluto guardare la scuola non solo a livello di struttura, ma anche nel suo interno, quindi uno studio molto più mirato dell'istituzione scolastica. Nel primo punto, infatti, parliamo di l'idea è di prevenire quindi un disastro e quindi ristrutturare gli edifici scolastici proprio per non mettere a rischio non solo gli studenti ma anche quindi gli insegnanti e il personale che vi lavora all'interno. Il secondo punto mette in risalto la necessità, soprattutto ora in cui le mamme e i genitori lavorano entrambi, della nascita di asili nido comunali, poiché non tutti si possono permettere di permettersi una retta a fine mese, poiché si arriva quasi a stento quindi a fine mese tra bollette e problematiche varie di cibo, qualunque cosa. Un altro punto che abbiamo voluto inserire è la valorizzazione dell'educazione fisica e dell'alimentazione all'interno della scuola. La necessità è quindi di parlare quindi non di valorizzare quindi un corpo sano in una mente sana e per fare questo bisogna quindi inserire una cultura non solo all'interno delle scuole che già comunque si sa quali sono i cibi che possono essere quindi maggiormente utilizzati, ma anche una cultura all'interno delle stesse famiglie. Parliamo di cibi a chilometro zero e di cibi biologici. Per chilometro zero intendo i cibi comunque locali, quindi senza prendere all'interno delle scuole cibi di importazioni o merendine che possono semplicemente fare male quindi agli alunni. Un altro punto molto a me caro, poiché all'interno dell'università comunque sto quotidianamente in un laboratorio di pedagogia sperimentale, è appunto il lato inerente alla sperimentazione all'interno delle scuole, poiché siamo ora nell'era digitale, quindi siamo dal 2.0 al 3.0, cioè del passaggio da una scuola basata solo sul cartaceo all'inserimento di tecnologie didattiche, tra cui tablet e LIM, cioè lavagni interattive e multimediali. Questo provoca nell'alunno non solo un miglioramento per quanto riguarda il peso, poiché il tablet pesa molto di meno rispetto a una serie di libri, o comunque non solo una riduzione di costi, perché i tablet vengono acquistati al primo anno e non quindi non ogni anno. Anche perché, scusami, un tablet costa 100 euro ormai, mentre i libri di testo sappiamo benissimo che da soli l'uno può costare fino a 30 euro, moltiplichiamo la spesa per i 13 anni di istruzione, insomma, la spesa è notevole. Un altro beneficio quindi anche delle tecnologie all'interno quindi della didattica è anche un miglioramento per quanto riguarda il profitto degli studenti, perché si è visto che i ragazzi studiando quotidianamente, comunque lavorando, giocando attraverso quindi le tecnologie, trovano più benefici e riescono maggiormente ad apprendere attraverso quindi l'utilizzo dei tablet. Due sono anche le parole molto emergenti e risonanti all'interno del nostro programma, che sono promozione e prevenzione.
la promozione di attività fisiche non relative solo agli alunni, ma anche per quanto riguarda gli anziani, un ripristino della cultura storica, perché ahimè i nostri comunque ragazzi non conoscono la storia di Trigiano stessa, non conoscono gli apogei che ci sono sotto la Chiesa Madre, quindi una promozione anche a livello culturale. Un altro punto molto importante è anche la promozione di una formazione continua, ciò vuol dire che una promozione non solo per gli alunni, quindi fino al liceo, ma anche e soprattutto quando i soggetti comunque escono dai percorsi scolastici. E soprattutto combattere ancora in pochi casi però esistenti ancora in paese l'analfabetismo. Altre parole chiave del nostro programma è anche la prevenzione, poiché sempre troppo spesso, sempre a causa di tanti motivi che possono essere l'inconsapevolezza comunque dei rischi, vi sono comunque soggetti, molto diffuso comunque nel paese l'utilizzo di droghe e alcol, molto pericolose non solo a livello fisico ma anche a livello intellettivo. Concludo il discorso dicendo che il miglioramento è possibile solo se le istituzioni, quindi solo se all'interno del comune e se le scuole collaborano tra loro, non possono essere da un lato sorde e dall'altro mute, perché in questo modo, se non c'è un ponte che collega quindi la formazione scolastica e le istituzioni, non si potranno mai incontrare in alcun punto, saranno come due rette parallele. Perfetto, no, Ron, grazie. Grazie Miriam per l'intervento sulla scuola. No, prima di dare la parola a te, un attimo, fai una considerazione, perché mi è venuta giustamente. Questi giorni noi abbiamo utilizzato tutti gli spazi comiziali, no? Quindi tutte le fasce, anche quelle delle ore 16, dove questa piazza era naturalmente deserta, c'era solo qualcuno sulla panchina. Bene, noi non ci siamo mica scoraggiati. Ho visto che c'è gente che ci ha ripreso da sopra gli alberi con la telecamera per dimostrare che eravamo da soli, con 4 persone, con 2 persone, con una persona. Sì, può essere, non è questo il problema. Noi non ci scoraggiamo, a noi non importa il numero di persone, non ci scoraggeremo mai di lavorare sul territorio e di portare le nostre idee, anche quando sarà una sola persona ad ascoltarci qui sotto, griderò alla stessa maniera. Quindi potete farci tutti i video che volete, non è quello il problema, non abbiamo problemi di platea, anche perché se avessimo 7 liste e 112 candidati, con le fidanzate arriveremo a 250 spettatori. Soltanto questo, una precisazione. Prego, Ron vi parlerà di qualcosa di cui non so, quindi di cosa ti parlerà? Rimani qua perché io ho pochissimo da dire e semplicemente concludere prima di te. Carissimi concittadini, vi chiamo così perché siamo concittadini, questa è la verità. Avete notato che sicuramente i notissimi ormai esponenti di destra, sinistra, al centro, sopra, sotto, al lato, obliqui, si sono uniti in quest'orgia di potere portata ai minimi storici o ai massimi storici, dipende da quello che il discorso finirà, come andrà a finire le elezioni. Non so se avete notato, se ci fate caso a questo, ma soltanto in alcuni momenti e in alcuni precisi momenti, a seconda delle elezioni, di quella che deve essere la contropartita, che fanno? Aggregano masse di qualsiasi tipo di colore, natura, specie e razza. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando si dimenticano l'individuo inteso come uomo, ne annientano i diritti dall'inizio alla fine, per poi ritrovarsi un bel giorno a dire: hai bisogno per caso di qualcosa? Io te la posso dare, però caro, mi dispiace, ma una mano me la devi dare. Un impegno chiedono un impegno, ma l'impegno verso chi è? Hanno fatto, Michele le anticipate prima, le grandi feste, ancora lì, aggregano, creano masse. Perché ragazzi, la collettività ha potere, la massa ha potere e non ha bisogni. I bisogni di massa sono molto più difficili da andare a selezionare rispetto a quelli dell'individuo, e l'individuo è più ricattabile della massa. Dove voglio arrivare? Che non a caso nell'ultimo periodo chiedono il favore sul posto di lavoro, il favore
per un esame in ospedale, caso strano. Il favore come rappresentante di lista, però mi devi portare 3 voti se ti do 50 euro. Li ho sentiti, purtroppo non posso far nome perché non ho la prova, ma ce l'ho un candidato consigliere nel mio palazzo che è venuto a casa mia a chiedere questa cosa, non sapendo minimamente che fossi candidato 5 Stelle. Ma in dettaglio, andiamo avanti. L'impegno del voto 5 Stelle perché si differenzia dal voto di qualsiasi altra forma politica? E chiudo. Perché votare il Movimento 5 Stelle significa sposare ogni minimo pensiero etico, sociale che va verso l'individuo, e questo, mi dispiace dirlo, è possibile soltanto quando si ha una mente abbastanza sviluppata verso un movimento culturale, perché il Movimento 5 Stelle è un movimento culturale. Purtroppo dobbiamo cercare di sensibilizzare tutti a rendersi conto di quanto inquinare fa male, di quanto amministrare una amministrazione, un qualsiasi tipo di paese, di provincia o di regione, se va fatto sempre e soltanto seguendo quello che l'individuo, non si va da nessuna parte, perché ogni individuo è un mondo a sé stante, ognuno di noi ha bisogno di cose diverse. Per cui se deciderete di votarci, se deciderete di aiutarci a rappresentarvi in comune, la domanda è, o meglio, la richiesta è: non abbandonateci, perché così da soli là dentro non possiamo fare nulla. Buona serata a tutti, Michele, puoi concludere. Quanto tempo ho più o meno? 7? 5? Allora, che dire, oltre a essere normalissimi cittadini, abbiamo lavorato al programma, abbiamo ascoltato le proposte di Francesca, di Miriam, quello che va da dirvi Ron, un impegno etico. A proposito di impegni etici, io ricordo, sono passati già 2 giorni, ricordo il nostro impegno etico al taglio dello stipendio del sindaco del 50%, vice sindaco e assessori del 30%, nonché il gettone comunale erogato solo al raggiungimento dell'85% del tempo totale in consiglio, solo se il consigliere è presente per l'85% del tempo. Ovviamente, nonostante ho girato questo modulo a tutte e 2 le coalizioni e al Partito Comunista dei Lavoratori, non ho ancora ricevuto risposta, perché evidentemente quando parlo di taglio degli stipendi sono tutti sordi. Taglio degli stipendi del 50% lo fa solo il Movimento 5 Stelle a livello nazionale, regionale, locale. Siamo solo noi a restituirvi quello che tra l'altro spetterebbe ad un amministratore. Gli altri se li pappano tutti o servono per fare poi le cene, anche perché se una persona spende 50.000 euro in campagna elettorale, dove pensate che li recupererà in 5 anni secondo voi, se non dalle vostre tasche? Dove? E questo è un conto. L'impegno etico è qui, questo è l'originale. Invito nuovamente le coalizioni a volerlo firmare, a contattarci gentilmente, siamo disponibili anche di notte, ma temo che questo impegno etico rimarrà soltanto con la mia firma, ma noi lo faremo. Altra cosa, cittadini, prima di lasciarvi, questo è il nostro ultimo intervento, non potremo intervenire domani ci saranno altri comizi, gli unici comizi delle coalizioni, probabilmente, non lo so se hanno organizzato un free drink con buffet, tanto si mangia sempre, quindi può darsi che lo facciano anche domani sera. Vi dico una preghiera: fate valere i vostri diritti, perché il vostro medico di base che vi fa la ricetta e poi vi allunga il santino vi sta dando un servizio che vi spetta, che voi pagate, è un vostro diritto, non vi sta facendo un favore, non dovete ricambiarlo votando. Anche i medici devono fare i medici, non i politici. Qualsiasi persona che vi ha mal amministrato, guardate intorno cosa è diventato questo paese. Pensateci. No, perché con le deiezioni si può fare dell'ottimo compost, si fa concime, si fa organico, anche raccogliendo le deiezioni canine, si fa concime che può essere usato per gli orti urbani, per le nostre terre, per i nostri giardini, anche con la merda si fa concime, si produce qualcosa, quindi questa gente evidentemente vale ancora meno se non è capace di amministrare un paese.
Quindi cittadini, quando entrerete in quella cabina elettorale avrete un'arma e sarete armati. Quella matita deciderà il vostro futuro per i prossimi dei vostri nipoti. Prima di fare qualsiasi scelta, fatelo con la testa, perché chi sbaglia di testa poi paga di tasca. Abbiate coscienza, suggeriscono, e ci vuole coscienza, e non soltanto coscienza, per votare il Movimento 5 Stelle, che è un simbolo una garanzia di onestà e di trasparenza, che è quella che vogliamo portare in questo comune. Non ci vuole soltanto dignità, ci vuole coraggio nel cambiare, coraggio, perché se non avrete il coraggio di ribellarvi non avrete il diritto di lamentarvi dopo e dovete reagire a questa situazione. Noi siamo qua con le mani libere, pronti a darvi una mano, pronti ad amministrare questo paese per voi in maniera trasparente. Siamo qua. Siamo nati tra la gente, tra le piazze, siamo nati in piazza, siamo stati in piazza, siamo e lo saremo sempre, perché loro non li vedrete più dopo il 6 giugno, perché si chiuderanno lì dentro a fare i loro affari e voi verrete per ultimi e nessuno si ricorderà delle vostre necessità. Per favore, mettetevi una mano sulla coscienza. Non chiedo il voto, vi chiedo una riflessione di coscienza. Detto questo, vi ringrazio per la vostra compagnia di questi giorni, per tutti i comizi e per i suggerimenti, e ancora una volta vi invito a mettervi una mano sul cuore prima di entrare nelle urne. Grazie a tutti.